io da molti anni faccio in giro per la Sardegna conferenze sull'intero circo della fantarcheologia sarda e tratto non solo di Atlantiche, ma delle enormi congerie di stupidaggini che circolano. La scrittura nuragica che non esiste, le piramidi sotto le colline della Marmilla, le tombe di giganti terapeutiche, gli Sciardana dominatori del mondo antico, e non solo, gli antichi sardi inventori di tutto, della navigazione, della metallurgia, dell'agricoltura, eccetera, eccetera. Un delirio che ogni giorno ne sforna di nuove. L'ultima è l'Arca di Noè, non ci facciamo mancare niente. E tratto anche Atlantide e tratto in sintesi tutti gli argomenti che avete già sentito, quindi il fatto che Atlantide non esiste, se l'ha inventata Platone, no? Il fatto che qualora esistesse non è certamente la civiltà nuragica, tratto i motivi archeologici e i motivi geologici e infine faccio le considerazioni di antropologia culturale, di sociologia che ha appena fatto Fabrizio Froncia. Quindi ho chiesto ai colleghi di lasciarmi per ultimo, di lasciarmi un ruolo residuale, cioè per colmare qualche piccolo cosa che potrebbe essere rimasta non trattata o non trattata in modo efficace, perché ogni collega ha cercato di dare spazio a cose che riteneva insomma più adatte e ho per fare un piccolo riassunto, no? Per fare un piccolo riassunto, quindi andrò un po' appunto per queste cose. Allora, l'isola che non c'è mai stata, abbiamo già sentito, se l'ha inventata Platone di sana pianta. Poco ci importa se gli arrivavano ricordi tramandati di Santorini, di Elice, non c'entra niente, se l'ha inventata. E che se l'ha inventata? Lo studioso greco Strabone, nella sua opera Geografia, capitolo 2, racconta che a proposito di Aristotele era l'allievo più brillante di Platone, che quindi conosceva perfettamente le opere e il pensiero del maestro. Aristotele disse: l'uomo che l'ha sognata la fa scomparire, punto, basta, finisce qua, non ci sarebbe nient'altro da dire. I miei colleghi Alfonso, Alessandro hanno già detto a cosa serve Atlantide a Platone. Una precisazione: Platone sta parlando del sistema politico ideale che lui propone poi ai tiranni di Siracusa, eccetera, eccetera, fallendo, e gli serve da esempio. Lui tratteggia una Atene virtuosa, non più quella che ormai gli fa schifo, come giustamente ha detto Alessandro, un'Atene virtuosa, e dice, e gli serve un esempio, no? Un gigantesco impero apparentemente invincibile, che alla fine viene sconfitto dalla piccolissima Atene, perché quelli sono cattivi e gli ateniesi sono buoni. Io mi esprimerò in termini estremamente spicci in questa conversazione, perché andremo su YouTube e devono capirci tutti quanti. E ci fa proprio capire che sta esagerando, ci fa capire disperatamente che sta inventando, perché spara certe cifre, certe dimensioni che erano assurde agli occhi di tutti i suoi contemporanei, grande come l'Asia e la Libia messi assieme, ciò che per loro erano l'Asia e la Libia. Ora non scendiamo nei dettagli, vedremo più avanti un esercito di 10.000 carri da guerra, 1.200 navi, mura della città ricoperte di bronzo, ricoperte di stagno, di oricalco. Sono 9.000 anni prima. È chiarissimo che lui sta sparando in alto perché gli serve come esempio. Se il povero Platone avesse mai lontanamente immaginato che dopo 2300 anni ancora così tanta gente crede a questa favola, poveretto, non l'avrebbe probabilmente scritta. E se ne inventa tante di storie Platone, se ne inventa tante.
nella letteratura filosofica, eccetera, vengono chiamati miti. Ha ragione Alfonso a fare riferenza. Non è il mito in senso tradizionale, è la mitologia greca che tutti conoscevano, che tutti conosciamo, eccetera, eccetera. Usiamo il mito come sinonimo di storia, no? Se le inventa, e lo dice lui stesso nelle sue opere, che è utile per far capire meglio il suo pensiero inventarsi le storielle. Eccoli qua. La Bigalata, il mito delle stirmi della caverna di di Atlantidi, di Gige, la Cario e l'Auriga, le cicale, Demiurgo, se ne inventa tanti. Adesso non stiamo qui a leggere, ma insomma andate su internet e li trovate velocemente. Miti di Platone, cercate e leggete. Il mito di e compagnia. Ora, parla un docente di storia della filosofia. Il ricorso a immagini figurate serve per illustrare più efficacemente il significato delle dottrine. C'è poi un uso di queste storielle che chiaramente è metafilosofico, ossia il mito usato per alludere a qualcosa che va oltre la capacità della filosofia. Infine esiste un terzo uso del mito che chiameremo prefilosofico. Insomma, tutti gli antichisti, archeologi, filologi, filosofi, sono completamente d'accordo, è un'invenzione come le altre di Platone. Appunto si sforza disperatamente di. Allora, quindi Atlantide non esiste, non è mai esistita, ma ammettiamo che esista. Ma ammettiamo che sia esistita. Per quale motivo non può essere la Sardegna nuragica, cioè quella parte meridionale, Campidano e zone limitrofe, che secondo il proponente di questa idea è stata seppellita dallo tsunami? Perché lui dice le colonne d'Ercole, cioè la fine del mondo che i greci, del mondo del Mediterraneo orientale conosceva come fine del mondo, inizialmente era al canale di Sicilia, i due pali, e solo dopo qualche secolo invece, man mano che vanno avanti le conoscenze degli antichi, si sposta a Gibilterra. Abbiamo già visto dalla relazione di Alfonso, eccetera, eccetera, non solo che tutto questo non è così, ma che non è nemmeno una novità. Già dal Settecento c'era questa idea che le colonne d'Ercole fossero prima al canale di Sicilia. Eccoli qua. Abbiamo sentito Mauro che ha spiegato per quale motivo nei nuraghi non c'è traccia di tsunami. Qualche altro piccolo dettaglio: a sinistra il nuraghe di Barumini prima degli scavi, a destra dopo gli scavi. Allora, come mai il fango dello tsunami che avrebbe seppellito i nuraghi, tutta la zona appunto Campidano e colline limitrofe, come mai nell'età del bronzo, come mai il cosiddetto fango copre anche le capanne che hanno restituito la ceramica punica e la ceramica romana? Chiaramente non è possibile, e siccome se si fosse verificato in età romana le fonti ce ne avrebbero parlato amplissimamente, non c'è stato nessuno tsunami. Quello che copriva Barumini, come copre tutti i siti archeologici di tutto il mondo, è terra, che si accumula per vari motivi che adesso, ma se si fa un dibattito si possono anche chiarire, è terra. E la stessa situazione in questi palini gialli sono alcuni dei siti nuragici scavati nell'area inondata dallo tsunami. Genna Maria di Villanova Forru, Sumulino, Sant'Anastasia di Sardara, no, Settimo San Pietro. Questo è un Timiateri, una testina, un bruciaprofumi d'età ellenistica, quindi di secoli successivi allo tsunami, che viene da Genna Maria di Villanova Forru. Mauro, tu hai scavato a Genna Maria, a Villanova Forru, il dottor Perra vi può testimoniare che tra lo strato nuragico e gli strati con questo materiale non ci sono metri di fango senza nulla. No, eccolo là, Mauro, ecco.
no? E non ce lo stiamo inventando noi, i cattivi archeologi delle soprintendenze che nascondono ai sardi le loro glorie. Sono scavi precedenti all'assurdità di Atlantide, sono di anni precedenti, quando di questa cosa, fortunato periodo, non si parlava. Quindi non ce lo stiamo inventando noi. Per leggere il rapporto di scavo di Lillius di Barumini che Mauro ha citato, ci dispiace tanto per gli odiatori da social network e per i leoni da tastiera. Non si trovano quelle cose sul web, su Facebook. Bisogna alzare il lato B, spostarlo in una biblioteca specializzata, sedersi lì e leggere. E come ha detto Mauro, dove sono i morti? A Pompei, come ben sapete, che è stata seppellita dai lapilli, dalla cenere, eccetera, eccetera, quando si scava si trova il vuoto. Si sente un vuoto, si cola il gesso liquido e ci sono i cadaveri e si trovano dovunque nella città di Pompei. Come mai in tutti i siti nuragici seppelliti dallo tsunami non troviamo gli scheletri? Perché chiaramente non sarebbe la stessa situazione se fosse fango marino, ma tutti i morti nuragici stanno bravi nelle loro tombe di giganti. Come mai? Dove sono? Vorrei spiegare con chiarezza che queste sono argomentazioni di sciocco buonsenso, terra. Non bisogna essere archeologi per capirle e per accettarle se si ha un minimo di onestà intellettuale. Mi rivolgo proprio, e la Camera è quella, mi rivolgo agli odiatori da Facebook che ricoprono di letame me, i miei colleghi che hanno parlato oggi, gli altri colleghi che difendono la verità scientifica, no? È inutile che vi scatenate contro di noi, odiatori, noi saremmo i nemici dei sardi e della Sardegna, gli orditori del complotto, come ha detto Fabrizio, per tenere i sardi all'oscuro del loro grande passato. Dovete rispondere a l'insulto è tipico di chi non ha argomenti. Rispondete a questi, invece di insultarmi continuamente, rispondete a questi argomenti. Dove sono i morti? Per quale motivo lo tsunami copre stratico, materiale punico e romano? Queste sono banalità non da archeologi, da persone con un pizzico di sale in zucca. Questa è la carta ne ha già parlato il geologo, questa è la carta degli tsunami del Mediterraneo negli ultimi 8.000 anni. In Sardegna non c'è nessun pallino. Questo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, no? Tutti i geologi sono compattamente d'accordo con noi archeologi, solo uno parla dello tsunami ed è un volto televisivo. E ricordatevi che i media che si comprano o che si pagano, un giornale vende, la TV, anche la TV di Stato deve vendere, no? La prima cosa è l'audience, quindi gli spazi pubblicitari che vengono pagati. Le soprintendenze, le università non vendono niente e quindi si permettono il lusso di dire la verità. E arriviamo ad alcuni aspetti più specifici. Allora, in 9.000 anni il racconto che Platone mette in bocca agli sacerdoti egizi, che lo raccontano a un greco, Solone, che li ascolta. Solone era un mercante, un personaggio realmente esistito, un mercante un saggio greco vissuto a cavallo del 600 a.C. che andava spesso in Egitto per commercio, e quelli gli raccontano 9.000 anni prima. Allora, il giornalista che ha proposto tutto questo, che cosa dice? C'è stato chi ha ipotizzato. Dubitate sempre quando in testi che vogliono essere scientifici non viene citata la fonte e si dice c'è chi dice chi. Questa è la tecnica di Giacobbo, quel venditore di
di fantarcheologia, no? In TV, c'è chi dice che Solone abbia interpretato male il sacerdote e che il sacerdote intendesse parlare di mesi come facevano loro, e invece Solone l'abbia interpretato alla greca traducendo anni. Quindi che cosa facciamo? Dividiamo per 12, viene 750, che poi aggiungiamo alla cronologia del dialogo per arrivare all'età nuragica, al 1149. Come facevano loro? Io sfido gli odiatori da Facebook a trovare un solo documento egizio nel quale il tempo, un tempo congruo, viene 10 anni, viene calcolato in decine, centinaia o migliaia di mesi. Non ce n'è nemmeno uno. Gli egizi datano con l'anno di regno del faraone. Se fosse un racconto vero, i sacerdoti avrebbero detto a Solone nel regno di Ramses IV, ma non 9000 anni. E sfido a trovare un popolo dell'intero pianeta Terra, antico o moderno, che usa un sistema così folle per indicare i secoli. E poi, ma guarda un po', una cifra tonda, 9000 mesi. Il mese in cui Solone parla con i sacerdoti è 9000. 9000 è un numero, 9 è un numero rituale, è un numero magico. Ora non posso qui dilungarmi, ma poi perché i 7 secoli e mezzo che vengono li aggiungiamo a 399, che intanto non è neanche la data corretta dei dialoghi, come ci hanno detto già Alessandro e Alfonso. Se il racconto è vero, i sacerdoti stanno parlando con Solone intorno al 600 avanti Cristo, mentre quella è la data del dialogo, non la data dell'evento, del racconto. Quindi dovremmo aggiungere, quindi non verrebbe il 1149, ma il 1349, tanto per cominciare. È glisso sull'aggettivo. Crizia attribuisce agli atlantici. Atlantico è l'aggettivo dell'oceano, l'aggettivo di Atlantide è atlantideo e non atlantico, ma qui non. E veniamo agli altri sistemi per farci tornare i dati che non tornano. Come ha detto, mi sono già dimenticato chi, uno dei miei colleghi, il racconto di Platone si prende, chi ci crede, chi cerca di piazzare in giro per il mondo Atlantide, prende ciò che gli fa comodo e il resto o lo dimentica o lo manipola. Allora, il passo di Platone, largamente presente nell'Atlantide, è anche la specie degli elefanti. Che cosa dice? Come fa il giornalista proponente di tutto ciò a medicarsi il fatto che elefanti in Sardegna non ci sono mai stati? L'altra riga rossa: lo scriba in fretta e furia ha commesso gli errori. Ve lo dico io che cosa intende. A noi le opere degli antichi non sono arrivate manoscritte dall'autore, noi non abbiamo le pagine scritte da Platone. Lo sapete, presumo tutti, che queste opere sono state copiate e copiate già nell'antichità, poi durante il Medioevo, i monaci, gli amanuensi, il film Il nome della rosa, no? Quelli copiano. E quindi fatalmente un errore ogni tanto scappa. Quindi quando noi andiamo a ricostruire il testo di Platone dobbiamo prendere tutti i codici medievali, metti che ce ne abbiamo 5 o 6, uno ad Heidelberg, uno a Parigi, li mettiamo tutti assieme e le parole che sono concordi in tutti i codici, e quello è il testo. A volte qualche parola è una sillaba, una lettera, e c'è qualcosa di diverso. E allora, qual è il ragionamento del giornalista? Siccome in greco, non vi spaventate, siccome in greco il cervo è elafos e l'elefante è elephas, è chiaro che basta scambiare una alfa per una epsilon e l'errore può capitare. Però il testo dice degli elefanti, che è un genitivo plurale, ma mentre il genitivo plurale di cervi fa elafon, ok, il genitivo plurale di elefanti non fa elefon, perché se fosse così come al nominativo
bastava sbagliare una lettera. No, fa Elephanton, che è molto diverso da Elafon. Ma al di là di questo, le edizioni ufficiali che tutto il mondo scientifico usa, le edizioni filologiche dei testi antichi, sono fatte in questo modo. C'è il testo e a piedi pagina c'è quello che si chiama apparato critico, cioè l'autore ti dice tutte le volte che ha trovato delle diversità. Infatti, in corrispondenza di quella parola blu, Aden, lui accetta il codice dove c'è Aden e ti dice no, guarda, però nel codice F c'è Allen, ma io preferisco Aden, ok? Quello è tutto, ok? In questo codice A c'è tutto, in F c'è l'accento circonflesso, ma lui preferisce questa lezione. Ma in corrispondenza di Elephanton non c'è assolutamente niente. Questo vuol dire che tutti i codici di Platone danno Elephanton. Quindi se tutti i codici di Platone danno Elephanton, Platone ha scritto Elephanton, punto. Non possiamo manipolare i testi greci a nostro piacimento per farci tornare i conti, ma d'altra parte il testo continua dicendo il blu, l'elefante, pur essendo questo il più grosso e il più vorace degli animali. In casa mia, in casa vostra che presumo pure, non so in casa del giornalista, l'animale terrestre più grande è l'elefante e non è il cervo. Un altro esempio, carri da battaglia, 10.000 carri, 2 cavalli. E dove sono nella Sardegna nuragica? I cavalli, la biga, inoltre una biga. Dov'è questa roba nella Sardegna nuragica? Mai visto? Né resti archeologici, né raffigurazioni nella bronzistica. No, 1200 navi. Certo che nuragici navigavano, ma sono 1200 navi. E sono tutte le esagerazioni di Platone che disperatamente fa capire che è un'iperbole retorica, no? Il metallo più prezioso, il castello reale era magnificamente ornato d'oro, d'argento e rame. Il muro che circondava la cinta piastrena della città era ricoperto di bronzo, di stagno fuso ricoperto il muro della cinta interna. Queste cose strabilianti, assurde, no? Ce la sta mettendo tutta per dire che è un'invenzione. Ideona del giornalista. Testimonianza personale, la Sardegna possiede uno strano tipo di scisto, la roccia si sfalda in grandi lastre che brillano come argento o come oro, dipende solo da quel che il sole gli combina addosso. Adesso, va bene tutto, ma voglio dire, ma sul serio, ma veramente dobbiamo credere che gli antichi vedevano un monumento fatto di scisto, bagnato dall'acqua e se lo scambiavano per ricoperto di stagno, di bronzo o d'oro. Andiamo su un po' di serietà. Allora, qui andrò un po' più veloce perché ci dovremmo stare. Allora, si danno delle dimensioni enormi per la città di Atlantide, per la piana di Atlantide, per il fossato che la cingeva, eccetera, eccetera. Un fossato scavato tutto intorno. Ciò che si dice della profondità, questo è il testo di Platone, ciò che si dice della profondità, larghezza e lunghezza del fossato non è credibile, no? Che ciò è opera realizzata da mano dell'uomo senza dimensioni. Bisogna tuttavia riferire ciò che udimmo. Ebbene, era stata scavata per una profondità di un plettro, mentre la sua lunghezza, eccetera. È un artificio retorico. Stai dicendo, io vi sparo delle cose incredibili, sono incredibili, ma io ve le devo raccontare. È una finzione, naturalmente, no? Commento. È dunque verosimile che il testo... Conseguentemente, le perplessità di Crizia, e Platone, Crizia è uno... Le opere di Platone sono dei dialoghi, gente che dialoga. Un nome parla con una, ma è sempre lui, l'autore inventa tutto lui naturalmente, no? E che conseguentemente le perplessità di Crizia circa le dimensioni del fossato che circondava la pianura siano più che legittime. Quindi, infatti, mentre l'applicazione dello stadio attico risulta, quindi le misure, risulta plausibile per le dimensioni della città, assume un carattere evidente sproporzione per il canale. Seguite,
Lo stesso ragionamento vale per i 60.000 lotti che presumibilmente sono stati aggiustati. Restando pertanto coi piedi per terra e accettando la legittimità del dubbio di crizia, proseguiamo nell'approfondimento ridimensionando il numero 1000 al numero 100. Me lo ridimensiono, tolgo uno 0, decido io. Perché? Perché sì. Senza dare spiegazioni. Siccome da una parte le misure sono credibili e dall'altra no, bisogna ridurle. Di quanto? Di 5, di 20, di 18. Togliamo uno 0, così. Perché così ci tornano meglio i conti. Ah? Esattamente, bravo. Abbiamo diviso per 10, a prescindere. E vabbè. E questa è la perimetrazione della pianura atlantidea in Sardegna, secondo le misure, eccetera, eccetera, no? Pianura che sarebbe stata investita dall'onda di fango dello tsunami, no? Secondo il giornalista, il Campidano prima era una valle che è stata colmata dallo tsunami, no? Ma come mai allora tutti quei pallini che vi ho segnato sono in realtà le colline della Marmilla? Cioè, com'è possibile? Io ho le colline di roccia, ho la pianura. Com'è che la pianura di Atlantide per metà sono invece colline? Non è ben chiaro. Mentre, secondo l'ipotesi del tsunami, la città sarebbe ormai sott'acqua, quel pallino grosso. Platone descrive abbastanza bene la città e vari autori hanno cercato di riprodurla in vario modo. Vedete bene che comunque siamo sempre più o meno lì, una cosa di cerchi concentrici. Ma insomma, i monumenti nuragici li conosciamo tutti, no? I nuraghi complessi, nuraghi con villaggio, templi a pozzo, tombe di giganti. Dove avete mai visto un qualcosa di anche vagamente simile come concetto? Certo, il cerchio, i nuraghi sono circolari, ma cosa c'ha a che fare questa roba con le sviluppo planimetrico di nuraghi complessi, no, di nuraghi con villaggio, eccetera, eccetera? Niente di niente. Ho 2 battute sull'aspetto di antropologia culturale. Queste fesserie le insegniamo ai bambini? Queste fesserie, assieme a tante altre, se le inventano le guide turistiche, ce le inventano, le ripropongono le guide turistiche. Guardate qui, Tour di Atlantide. Visite guidate tra i tesori archeologici della Sardegna, hanno immersi nelle potentissime energie orgoniche. Non chiedetemi che cosa vuol dire, perché è una stupidaggine colossale. Presenti nei nuraghi, le tombe, dove si potrà ammirare anche l'antico alfabeto saldo di oltre 12.000 anni. 12.000 anni non scrive... Non ho capito. 12.000 mesi, bravo Alessandro. La proposta di legge sull'istituto Sardegna Atlantiche di cui parlava Fabrizio Frongia, questi sono altri passi del preambolo, no? Non c'è dubbio che il solo ingresso della Sardegna tra le pretendenti al trono di Atlantide sarebbe probabilmente in grado di attivare un processo mediatico, sfruttando fino in fondo tutte le affabulazioni legate al fascino misterioso dei miti e leggende, la fascinante civiltà nuragica sopra la quale può essere costruita una narrazione mitologica tra lo storico e il fantastico, può arrivare a attività di promozione, di pubblicizzazione e marketing finate alla diffusione. Lì c'è scritto, chi se ne frega se è una stupidaggine, ci serve per vendere la Sardegna, vendiamo le favole, che ci importa se sono favole, ma noi ci vogliamo veramente vendere la verità storica per un pugno di dollari. Il turismo solamente culturale in Sardegna non c'è, la gente viene per rimanere per le spiagge, punto.
È chiaro che dobbiamo fare di tutto perché arrivi anche, si crei anche un turismo culturale, ma non vendendo le favole, non vendendo le stupidaggini, vendendo le cose per quello che sono già enormemente straordinarie. Sono già enormemente straordinarie. E è bene che si sappia che questa roba qua, la proposta era per un finanziamento di 10 milioni di euro. Mi state capendo? 10 milioni delle vostre tasse, delle nostre tasse, per un istituto di studio di una cosa che non esiste, no? Per venderci la Sardegna come Atlantide. Ok, ma anche ponendoci in un'ottica di solo marketing, quei pallini rossi, Europa e il resto del pianeta, sono tutti i posti nei quali è stata finora identificata Atlantide. Ok? Numero 1, qualcuno di voi ha mai preso un aereo per andare a vedere una di queste Atlantidi? Nessuno, no? Quindi venderci come Atlantide, no? E poi ci fa gioco e svenderci l'unica isola degli unici nuraghi sulla bancarella delle 100 Atlantidi? Ci fa veramente gioco? E il denaro pubblico ancora corre, perché questa roba qui, narrata al Museo di Sorgono, ha ricevuto finanziamenti pubblici. E finisco con la Sardegna verso l'UNESCO. La Sardegna verso l'UNESCO è il delirio identitario. La proposta di candidatura della Sardegna verso l'UNESCO era per 10.000 siti archeologici della civiltà nuragica. Un monumento per essere candidato, per essere inserito nella lista del patrimonio UNESCO, deve essere scavato, restaurato, visitabile e in proprietà pubblica. Il 99% dei 10.000 siti non sono in queste condizioni e tutta la Sardegna si è precipitata a firmare, e mi dispiace molto, anche molti dei miei colleghi archeologi non lo sapevano che i criteri devono essere questi, e se lo sapevano, perché hanno firmato una stupidaggine così colossale? Perché? Per non farsi indicare con i nemici della Sardegna. Adesso, l'hanno scoperto e la lista è calata a 31, molto più credibile. Ma guarda un po', l'ultima battuta sull'identità culturale. Io mi tolgo i guanti bianchi, l'identità culturale non esiste, mettiamoci il cuore in pace, non esiste. È un falso mito creato dalla cultura europea ottocentesca per le rivendicazioni nazionalistiche contro gli imperi, l'impero Asburgo, l'unificazione della Germania, l'unificazione dell'Italia. Ma ammettiamo anche che esiste. E attenzione, che sono le identità culturali, l'estremizzazione di questo concetto che ha portato, oggi è la giornata della Shoah, è da quella roba lì parte da questo concetto, ma lasciamo perdere. Diamo per scontato che esista, ok? In Sardegna, ahimè, l'iniziatore è stato Giovanni Lilliu, perché le cose vanno dette. Molti sardi si sono ficcati nella testa che l'identità culturale dei sardi di adesso ha radici esclusivamente nella civiltà nuragica, e tutto quello che è venuto dopo, fasi storico-culturali fenicia, cartaginese, punica, romana, eccetera, eccetera, non c'entrano niente con noi siamo i nuragici, non c'entra niente con noi, cattivi, colonizzatori, eccetera, eccetera, e quindi rifugiamo da tutto quello. La nostra identità culturale riposa lì. Questa è un'assurdità totale, ovviamente. Chiunque viva in un certo posto del mondo è figlio ed erede di tutte le fasi storico-culturali che si sono avvicinate nel posto. Ma per essere sardo, la mia identità culturale, per essere sardo, siamo sicuri che se facciamo un censimento e chiediamo a tutti i sardi quali sono le qualità per essere sardo, sarebbe una certa condivisione di queste qualità? Per essere sardo bisogna parlare sardo, state attenti che è molto scivoloso, come se volete possiamo dibattere, o bisogna essere nati in Sardegna, è molto scivoloso. Io mi auguro che
si pensi, chi ci vuole credere, all'identità culturale come un insieme di valori condivisi, di visioni del mondo condivise. Non il ballo tondo, non il pane carasau, non parlare il dialetto, ma un insieme di valori, no? Di concezioni del mondo, della vita, dell'etica, dei rapporti impersonali. Io mi auguro che si creda che l'identità culturale sia questo. Ma di questo dei nuragici noi non sappiamo un accidente di niente, perché non scrivevano, con buona pace di chi legge le iscrizioni, 12.000 anni, eccetera. Sappiamo nulla. E abbiamo un'idea, certo, di una società strutturata in un certo modo, lontanissima da noi, lontanissimissima da noi, lontanissima. E siccome una cosa fondante di ogni identità è l'aspetto religioso, uno ci crede o non ci crede, ma la storia è questa, no? Noi sappiamo quasi niente, abbiamo i luoghi di culto, abbiamo gli ex voto, ma quale divinità, quale etica religiosa, no? In quale etica religiosa credevano, qual era l'insegnamento divino, qual era mitologia, eccetera, non sappiamo niente. Quindi io domando: in che cosa vi sentite nuragici? Che cosa siete nuragici? Che cosa vedete nei nuragici identico a voi? Un popolo fiero? Tutti i popoli della terra sono fieri. Un popolo ospitale? Chi lo sa, non è detto, ma comunque quando le qualità sono banali, sono condivise, non identificano, identificare, non identificano proprio niente. Grazie.